Io ho avuto la fortuna di nascere qui in negozio. Mio papà e mia mamma hanno aperto il ceppo quando io non avevo ancora 1 anno. Dopo la scuola, dopo i giochi, venivamo qui a salutare mamma e papà, ma anche i miei nonni. Mio nonno che batteva il baccalà, era una meraviglia vederlo. La mia nonna che curava le verdure, i profumi, i sapori. Anche ad occhi chiusi io riesco ancora a ricordare e a vivere quelle sensazioni. Noi siamo il Cantastorie del gusto. Non vogliamo essere solo, mi piace dire, porgitori di piatti o di proposte culinarie, ma vogliamo che la nostra tradizione di famiglia entri anche nel piatto che noi andiamo a proporre. Diventa un gioco parlare di vino, diventa un gioco parlare di tradizione, diventa un gioco parlare di famiglia e di quello che è la nostra cultura e storia legato alla forza del nonno che batteva il baccalà e oggi quello che è diventata la proposta di papà, di Riccardo e di Maurizio nel vendere il piatto più importante che abbiamo in questa città, il baccalà alla vicentina. Mia mamma mi ha sempre sinceramente aiutato, è lei che mi preparava il baccalà. Acquistavo sto cafisso, mio papà lo batteva, mia mamma lo metteva a bagno, lo curava e lo cuoceva e lo portava in negozio. E si fa ancora così. Io vado personalmente alle isole Lofoten a scegliere il baccalà e prendo la prima scelta. Per noi la tavola è qualcosa di molto importante. Il cibo è qualcosa che crea condivisione. Io ho la fortuna di conoscere tante famiglie, tante persone e di rappresentare per loro un momento di felicità. Sogno di essere brava come i miei genitori, di riuscire a trasmettere alle mie figlie e ai miei nipoti la convivialità, il fatto di condividere attraverso la tavola il valore della famiglia.